San Giovanni XXIII, Angelo Roncalli, e il servo di Dio Albino Luciani, patriarca di Venezia, Giovanni Paolo I. È l'occasione della cerimonia, un sentimento e un pensiero di suffragio anche per Vittorio Cini e Fabrizio Alliata, che ricordiamo per i meriti che hanno maturato per Venezia e per questa scuola. Sono grato per questo invito, per questa celebrazione che faccio insieme a voi. Sono stato molto bene accolto dal Barone Grande della scuola grande vostra di San Rocco e sono qui per celebrare con voi. È l'atto supremo di culto che facciamo in questa domenica. Lo facciamo a nome anche di tutta la storia che voi rappresentate e che portate nell'intimo. Lo facciamo certamente con segni sublimi di musica, di arte, questo scrigno che è la Basilica dove siamo. Quella storia che ha espresso nel secolo scorso 3 figure luminose di successori di Pietro. 2 sono già santi canonizzati, San Pio X e San Giovanni XXIII, tutti e 2 appartenenti anche alla scuola grande. Ancora da ragazza io ricordo un'affermazione che veniva riportata a noi al catechismo, che era di San Pio X, già quando faceva il pastore in una parrocchia come cappellano, in un'altra come parroco, poi con responsabilità nella curia di Treviso e nel seminario, quindi vescovo di Mantova e patriarca di Venezia, fino alla elevazione al soglio pontificio nel 1903, frase che purtroppo non è ben lucida davanti alla mentalità di noi cristiani. Diceva Giuseppe Santo: dove non c'è Dio, la giustizia è esiliata. Quando Papa Giovanni si affacciò alla finestra della sua stanza davanti a quella folla che riempiva la piazza San Pietro, e disse queste parole precise che a me fanno ancora venire i brividi, di una efficacia straordinaria. Il discorso è lungo, ma ricordo solo queste parole: tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualcosa, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza, e poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta, che ci ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino. Questo